Contrastare la mafia regalando un sorriso a chi vive in condizioni di disagio sociale. Una manifestazione si è svolta ieri in un luogo appartenuto a chi nella criminalità organizzata era parte attiva. Questo è stato lo scopo della manifestazione Degi Dugi Dugi, la giornata solidale promossa dal Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo, svoltasi nella sede della cooperativa sociale Rosario Livatino Libera Terra di Contrada Rabadao a Naro. Una lunga maratona fatta di giochi ed animazione sia per grandi che per piccoli, con la presenza di diverse associazioni del territorio. Questa manifestazione cade a pochi giorni dall'anniversario dell'uccisione di Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha un significato particolare proprio ritrovarsi in questo ambiente. Sicuramente sì, anche noi abbiamo semplicemente avuto in affidamento queste terre confiscate, anche con questa manifestazione noi vogliamo restituirle alla popolazione perché sono bene comune, noi vogliamo appunto far sì che tutte le persone possano godere di questo bene che è appunto loro. Abbiamo dedicato questa giornata di spensieratezza, ma non vogliamo dimenticare comunque tutte le stragi che in questo periodo negli anni passati hanno colpito la nostra terra. Presenti in Contrada Rabadao anche il presidente dell'Assemblea Consortile del Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo, nonché sindaco di Favara, Rosario Manganella, ed il presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio, Maria Grazia Brandara. E noi vogliamo dare con questa presenza il significato della presenza dello Stato, che sicuramente non lascerà soli questi ragazzi. Ed è anche simpatico il nome che si è voluto dare a questa giornata, il 10 in dialetto, Duci Duci, nel senso di una giornata dolce da dedicare alle persone che forse hanno un poco più bisogno, che hanno bisogno di una parola piuttosto che di qualcosa di materiale. Siamo qui, ringraziamo tutti per la presenza e che dire, che sia una giornata all'insegna della dolcezza. In un momento credo di festa e di gioia che contrasta nettamente con altri momenti nei quali, quando solitamente si parla di mafia, si parla di morti, di stragi, di assassini di magistrati, di uomini delle istituzioni, di politici e di gente comune che ha fatto del proprio credo contro la criminalità un impegno di vita. Essere qui insieme a tante persone, insieme a tanti bambini, insieme a tanti anziani per festeggiare un momento, per stare assieme in un momento di allegria, credo che sia un modo diverso comunque rispetto all'altro, che è quello di combattere la mafia sull'altro terreno. Non c'è discrasia tra i due momenti. Degi Dugi Dugi, nelle intenzioni dei promotori, vuole diventare un appuntamento fisso da ripetere annualmente. A chiudere la serata il concerto di Franco Sodano e Ventunovu.